cerchiamo di rispondere ovviamente a un problema che è complesso e che investe non solo aspetti tecnici, ma aspetti economici, aspetti fiscali, aspetti giuridici, quindi diciamo c'è una complessità del tema che esige anche complessità delle risposte e multidisciplinarità nelle risposte. Il tema è un tema importante per i professionisti, ma lo è per la società, tant'è che si dibatte sul renderlo strutturale, si dibatte sui tempi, perché comunque è stato un argine al declino della questione edilizia, che in Italia dormiva da troppo tempo e come tutte le cose ovviamente comporta anche dei rischi nella gestione e anche nella impennata di un mercato che non era abituato a fare i conti con questi numeri di richieste, che quindi oggi fa un po' fatica. Penso che l'azione che gli ordini, e in questo caso l'Ordine di Padova, fanno in tutta Italia su questo aspetto sia molto importante, perché c'è un livello di conoscenza che più è diffuso e più è approfondito, e dall'altro perché noi come Consiglio nazionale traiamo sempre da questi incontri anche gli spunti per portare all'attenzione del legislatore aspetti che proprio dal confronto con i territori emergono sempre con molta chiarezza.